prima della gara, GX non ha subito del sangue, avete capito il cazzo di mangiare, non serve niente, zero, ci vuole poco qua di Partita questa la serie unica del 1500 metri donne, a seguire con attenzione la GS Valsugana Gaia Tarsi che si è già portato al comando, ma anche l'allieva Nicola Pace, allieva capace di correre sotto i 5 minuti. Gaia Tarsi del GS Valsugana, 200 metri, ha già un vantaggio superiore ai 10 metri sulle inseguitrici. Sergio ai primi 300 metri, al secondo posto Alice Denari dell'Atletica Italiana che guida il gruppo che inseguono la battistrada. Passaggio ai primi 400 metri in 1.14.49, ambizioso per Gaia Tarsi. Siamo al terzo di gara in questo momento, primi 500 metri corsi per l'atleta al comando, vantaggio aumentato a 40 metri. Atleta categoria juniores, anche sono diverse le allieve del gruppo delle inseguitrici. Vediamo che il gruppo sia un po' spalmato, ci sono 4 atlete che inseguono l'atleta al comando. Ed è sempre Alice Zenari dell'Atletica Romagnana, seguita da Nicole Pace. Cominciamo adesso, poi 20 dopo? Che ore sono? Le 8:20. Cioè che ore sono ce l'ho fatto il telefono, no? Iniziamo il tempo di sistemarci e arriviamo. Passaggio al 800 metri in 2.32 per Gaia Tarsi, che sta dominando questa gara del Ho perso la condizione del tempo, non si donne. sapeva che ore fossero. Vantaggio di 50 metri abbondanti su un gruppo di 4 atlete che inseguono. lì poi c'è tutto il tempo prima. Vediamo il passaggio ai 1000 metri. Passaggio indicativo in 3 minuti e 11. Un bel applauso del pubblico per questo penultimo passaggio da parte dell'atleta in gara. Ed è il suono della campanella per Gaia Tarsi. L'ultimo giro per lei. Sempre Alice Zenari al secondo posto, Nicola Pace. Il gruppo fa parte anche Erika Bonanda. Ultimi 250 metri per Gaia Tarsi, mentre al secondo posto è passata Nicole Pace. Non mi sbaglio, è sempre Erika Bonanda dell'Atletica Clarina al secondo posto.
Ma ecco la vincitrice della gara, gli ultimi 40 metri, Gaia Tarsi, riceve l'applauso del pubblico, va a vincere con un tempo di 4 minuti 44,31 ed è Alice Zenari dell'atletica italiana che mantiene praticamente il suo secondo posto, cerca di rinvenire il gol della pace, gli atleti che concludono la loro fatica. Ciao a tutti, ciao. Al quarto posto Sara Weber dell'Atletica Trento. In questo momento è passato da Zoffi della Quercia.